Noi ci troviamo oggi al Parco Archeologico del Forcello che dopo un periodo di chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria del coronavirus finalmente riapre le porte al pubblico. È un graditissimo ritorno per noi perché ci è mancata la presenza del pubblico in questa struttura, soprattutto ci è mancata tantissimo la presenza di tutte le scolaresche che normalmente popolano il parco, soprattutto in primavera. Attualmente è il sito etrusco conosciuto fino ad ora più a nord, addirittura a nord del Po. Si spinge verso le terre celtiche, si spinge verso le terre dei Veneti e per gli Etruschi era un punto di fondamentale importanza perché si trovava lungo le rotte commerciali che mettevano in comunicazione il Mediterraneo orientale con l'Europa centrale. Era veramente un centro particolarmente vivo che è fiorito tra il VI e l'inizio del IV secolo a.C. ed ha costituito la prima Mantova. Mantova si è sviluppata quando il Forcello è stato abbandonato all'inizio del IV secolo a.C. a favore proprio della città, che è rimasta poi permeata della cultura etrusca fino all'epoca di Virgilio, fino all'epoca dell'arrivo dei Romani. Il visitatore, una volta arrivato al Parco del Forcello, ha una realtà diversa da quella degli altri parchi archeologici, perché il parco ha uno scavo innanzitutto in corso, uno scavo archeologico molto importante ancora in corso, perché qui l'Università degli Studi di Milano sta ancora scavando addirittura dal 1981 su un'area di circa 1000 metri quadri e quando lo scavo è aperto il visitatore può addirittura vedere anche gli archeologi all'opera. Noi come parco ovviamente continuiamo invece con quella che è la proposta didattica per le scolaresche, proposta didattica che è articolata su diversi laboratori che sono incentrati sia sull'attività degli archeologi che sulle attività che si svolgevano all'interno dell'abitato 2500 anni fa. Dalla tessitura alla produzione per esempio della ceramica, alla metallurgia, alla molitura dei cereali, tutte attività che i bambini soprattutto possono sperimentare in prima persona attraverso laboratori didattici con operatori specializzati. In particolare al Forcello è stata ricostruita a grandezza naturale la casa dei pesi da telaio, che è questa in cui ci troviamo, e è una casa adibita all'epoca a laboratorio, perché gli archeologi stanno invece lavorando su quella che era la casa padronale, la casa aristocratica dei proprietari di questo laboratorio, i cosiddetti Velna, perché sappiamo il nome di questi proprietari, visto che sul fondo di alcune ciotole sono stati ritrovati appunto i nomi dei proprietari di questo laboratorio, un laboratorio adibito a tessitura. È stato distrutto da un incendio intorno al 450 a.C., ma l'incendio ci ha consentito di trovare molti materiali, tra cui moltissimi pesi e da telaio, che ci hanno aiutato ad identificare la destinazione d'uso di questo ambiente, di questa abitazione. Chi desidera eventualmente contattarci per partecipare alle nostre iniziative, alle nostre attività o semplicemente anche per visitare il parco può trovare informazioni sul sito web del parco dedicato www.parcoarcheologicoforcello.it oppure può seguire la pagina Facebook del parco, che è sempre particolarmente aggiornata, forse addirittura più del sito, e si possono trovare moltissime informazioni anche su quello che riguarda invece gli scavi in corso e le nuove scoperte. In più siamo anche su Instagram, quindi anche l'account Instagram molto spesso fornisce indicazioni su quelle che sono le attività che noi facciamo.